Allora, cari amici dei Custodi della Memoria, qua mi sento di iniziare il video con i complimenti. I complimenti al comune di Collinas, perché praticamente venire nel sito archeologico Sazedda e Sagaudeba o Sagaudela, perché in alcuni contesti possono cambiare i toponimi, comunque venire all'interno del sito appena menzionato è davvero un piacere. Perché? Grazie Moni. Perché il sito è segnalato, ha un cartello all'ingresso, è ben tenuto, è praticamente una meraviglia. Devono essere tutti così. Ad ogni modo ci troviamo, e farò un video breve perché non voglio annoiarvi, in un contesto archeologico strepitoso, un contesto archeologico che vede, eccolo qua, una sepoltura più antica delle cosiddette tombe di giganti. Questa doveva essere molto probabilmente una Lecuverte, e poi una tomba di giganti poco più in lì. Guardate che meraviglia la disposizione dei massi, guardate che meraviglia il lastricato, qualcuno parla di scisto e qualcuno parla poi anche di basalto, e guardate che meraviglia questa lastra di copertura, anche se molto probabilmente questa non è nella posizione originaria. Se voi andate a leggere il cartello all'ingresso oppure andate a leggere le notizie che ci sono riguardanti appunto questo sito, vedrete tante belle foto dove ci sono anche gli inumati che trovarono, elementi fittili, c'è tutta una serie di considerazioni fantastiche. Adesso andiamo 30 metri più a nord e vi faccio vedere anche la tomba dei giganti. Non dimenticatevi di questa zona qua che contiene tutti questi conci che io sto filmando. Non dimenticatevi, perché tra un minutino uniamo il contesto. Andando verso nord di una decina di metri arriviamo poi alla tomba dei giganti, che purtroppo è stata sezionata nel momento in cui si doveva costruire questa strada, questa, eccola qua, da Collinas verso la 131. Ma la tomba dei giganti, guardate che meraviglia, è questa. È una decina di metri di lunghezza, il corpo funerario ovviamente, manca l'esedre, manca tutta la parte che da questa inquadratura chiamo destra, parte destra, e appunto molto probabilmente l'esedra e tutto quello che manca è poggiato lì sopra. Quindi questa tomba dei giganti doveva essere di un'imponenza e di una monumentalità straordinaria. Quindi abbiamo detto un piccolo video, non vi voglio annoiare, però venite qua perché è un piacere vedere come quando si vuole i siti archeologici vengono valorizzati e resi importanti. Finisco le immagini avvicinandomi alla fattura meravigliosa dei conci del paramento interno della tomba dei giganti. Guardate che bellezza, guardate come sono straordinari. E allora io adesso praticamente mi metto dall'abside verso l'ingresso, ok, da questa parte, e vi mando i cari saluti, ok? Un abbraccio a tutti dai Custodi della Memoria. Ciao ciao!